Buonasera a tutte e buonasera a tutti. Porto i saluti della parte dell'amministrazione comunale, seconda serata del ciclo di eventi culturali a tema sportivo, dal titolo non particolarmente originale, ora che lo annuncio così: Sport è cultura. È un evento organizzato dall'amministrazione di Vittorio Veneto, in cui diciamo così, abbiamo portato quest'idea di utilizzare, diciamo così, lo sport come uno strumento per poter riflettere su temi, su fenomeni sociali, su fenomeni culturali del mondo contemporaneo, quindi uno spazio di riflessione a partire ovviamente da esperienze e da concetti e da storie sostanzialmente che vengono dal mondo dello sport. Abbiamo avuto nella prima serata, l'altro ieri, il piacere di ospitare Vittorio Munari. Oggi proseguiamo con un altro nome decisamente noto agli appassionati, in particolare, ma non solo di pallacanestro. Abbiamo con noi questa sera ospite della città di Vittorio Veneto Sergio Tauciar, a cui... Esatto. Questi applausi vorrei sentirli alla fine, magari. All'inizio sono tutti bravi. Sergio Tauciar, che appunto ci parlerà del tema, diciamo così, un titolo che vuole essere un po' uno spunto a una riflessione: la pallacanestro ai tempi degli highlights, e quindi come, se vogliamo, le modalità con cui ci siamo abituati a fruire dei prodotti sportivi ci influenzano nella maniera in cui vediamo il gioco. E sembrano parole astratte, probabilmente lo sono, però insomma siamo convinti che abbiano molto di concreto e che abbiano delle ricadute e siano degli spunti particolarmente interessanti di riflessione. Due parole solamente per annunciare le prossime serate di questo ciclo di iniziative organizzato dall'amministrazione comunale con il supporto di diverse associazioni sportive del territorio. Abbiamo qui stasera basket, i Falcons di Vittorio Veneto, che ringraziamo sentitamente. Poi passerò la parola a Massimo. Abbiamo avuto tutta una serie di associazioni sportive che ci hanno aiutato a mettere in piedi questa iniziativa, tra cui anche il Panathlon. Abbiamo un paio di sostegni da parte di Banca Prealpi e di Associazione Noi per Noi, che ringraziamo, e grazie ovviamente ai media partner, la Tenda TV e Sport nel Web, e grazie anche agli amici della Libreria Il Viale, che sono presenti con un paio di volumi di Bottega Errante Edizioni, scritti appunto da Sergio Tauciar, quindi il suo libro sulla storia della pallacanestro jugoslava e il più recentissimo, direi, I Pionieri, sulla storia di Telecapodistria, che è ovviamente un emittente che ci ha permesso a noi italiani, soprattutto della fascia adriatica, di conoscere la sua voce prima ancora che il suo pensiero. E quindi ringrazio davvero tutti per la presenza, e anche a chi ci segue da casa. Passerei la parola al presidente dei Falcons Vittorio Veneto, Massimo Cettolin, che fungerà da moderatore per la serata. Grazie ancora a tutti voi. Rubo ancora un minuto solamente per annunciare le prossime serate. 30 gennaio avremo Katia Serra e 7 febbraio avremo Carolina Morace, quindi 2 serate dedicate al calcio femminile con nomi, insomma, che non necessitano di presentazioni. E 13 febbraio avremo Francesco Fraccaro, Sport Marketing Consultant, che ci illustrerà alcuni spunti per creare sinergie fra società sportive e realtà economiche e sociali. E il 20 febbraio avremo Mara Navarria, campionessa olimpica in carica, spadista, nota ovviamente anche lei, che ci parlerà della gestione della sconfitta, e quindi un tema assolutamente fondamentale se si vuole davvero diventare sportivi.
e chiusura il 27 febbraio con la presenza di due importanti nomi, Luciana Montelatici, nota allenatrice di pallacanestro trevigiana, e Paul Derbyshire, ex azzurro del rugby, che ci introdurranno, grazie anche a due società, tra cui insomma di nuovo i Falcons, alla realtà del basket, del rugby in generale, dello sport integrato e quindi inclusivo. E quindi rimanete ovviamente connessi a seguire insomma l'evoluzione di questo ciclo di iniziative culturali. Di nuovo Massimo Cettolin, presidente dei Falcons Vittorio. Grazie Enrico. E mi fermo qui coi grazie, perché abbiamo un personaggio qua che è venuto a trovarci, è giusto far parlare lui. Racconto solo una piccola cosa. Io qualche anno fa, parlando con l'attuale sindaco di Vittorio Veneto, mi lamentavo perché dovevo muovere la macchina per andare a seguire delle serate che parlassero di sport e cultura. Io non avevo messo l'accento, ancora. E allora mi ricordo che in pochi giorni ero dovuto andare a Fara di Soligo e a San Fior e dicevo, caspita, è possibile che a Vittorio si riesca a organizzare qualcosa del genere? Vittorio Veneto è il quinto comune nella provincia di Treviso per numero di ASD e SSD, associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche, al quinto posto su 106 comuni, mi sembra. I dati sono del 2023 e al decimo nel rapporto popolazione e società sportive, quindi penso che Vittorio finalmente ha ciò di cui merita, e quindi ecco, ringraziamento a Enrico che ha fatto le corse, ha fatto tutto in pochissimo tempo, quindi la cosa è stato veramente bravo. E niente, allora, martedì Munari, che ci ha tenuto una lezione, giocatore di rugby, allenatore di rugby, commentatore di rugby, a un certo punto ha citato John Wooden, un grande allenatore di basket. Penso che sappiamo tutti chi era John Wooden, se no al limite diciamo due parole su John Wooden. Chi era, Sergio? Beh, insomma, John Wooden è stato probabilmente il miglior allenatore di basket di tutti i tempi al mondo. Lui è stato, intanto era un professore di matematica, cioè qua stiamo parlando di cultura e sport. E se mi permettete un piccolo inciso, io vorrei semplicemente richiamare l'attenzione sul fatto che praticamente solamente in Italia, l'unico paese al mondo dove lo sport non è cultura, dove per la nostra educazione calciomane, dove le paturnie di Leao o l'unghia incarnata di Lautaro sono molto più importanti di qualsiasi altra cosa, siamo convinti che lo sport sia il classico circenses romano, cioè sia uno spettacolo per abbindolare i gonzi e per la polizia che possa tenere di domenica sotto controllo le frange più estreme della criminalità spicciola che si raggruppa nei gruppi di ultras che poi fanno disastri per tutta Italia e non vengono mai messi in prigione perché sono una specie di Portofranco. Cosa che si riflette sul fatto che a scuola, che dovrebbe essere il primaria base della cultura, sia mentale che fisica, la cultura fisica, nel senso proprio lato di questo termine, non esiste. Le ore di ginnastica sono ore che vengono usate così, giusto per dire, mentre lo sport come tale viene semplicemente boicottato dalla scuola. Cioè la scuola invece di fare in modo che lo sport diventi una abitudine, un modo di vita dei ragazzi, che è quello che succede in tutte le altre parti del mondo.
Perché intanto insegna come prima cosa a socializzare. Quando tu giochi in uno sport di squadra, la cosa fondamentale è che lo sport ti inculca è il fatto che vince la squadra, non vinci tu. E questo intanto contribuisce al fatto che quando poi tu, da grande, sarai in un gruppo, capirai benissimo quali sono le gerarchie di questo gruppo e come le gerarchie dovranno funzionare perché il gruppo funzioni. Cioè, delle determinate gerarchie che ti indicano soprattutto una cosa fondamentale, che ognuno deve essere messo in grado di dare il meglio di se stesso nelle cose che fa. Cioè, uno deve essere capace di fare le cose per le quali viene chiamato a fare. Cioè, cosa che già succede sui campi di gioco in modo spontaneo, soprattutto quando i bambini si aggregano e giocano o giocavano una volta in cortile a pallone, dove le gerarchie erano ben stabilite, ma dove ognuno aveva il suo posto e soprattutto anche i forti si rendevano conto che la loro squadra poteva vincere non se loro rendevano al meglio, ma se facevano rendere al meglio i deboli. Cioè se un debole, se uno scarso si rendeva utile, normalmente cambiava le sorti della partita. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, per gli sport individuali, insegna il sacrificio, insegna il fatto che tu per vincere, per emergere, devi comunque lavorare, devi essere sempre concentrato, devi sapere soprattutto cosa vuoi, non devi esagerare, ma contemporaneamente neanche non devi essere un lavativo. Le vittorie servono, le sconfitte servono quel tanto che ti fanno spronare a lavorare ancora di più. Le sconfitte sono la miglior scuola di vita se le sai usare a tuo vantaggio e ti spronano a lavorare di più. I grandissimi campioni sono tali perché? Perché odiano perdere. Un campione è tale perché quando perde soffre fisicamente. Per cui il giorno dopo, invece di allenarsi 4 ore, va a allenarsi 8, perché non vuole mai più provare il dolore che ha provato quando ha perso. Per cui questa è la più grande motivazione che uno possa avere. Tutte queste cose le sapevano gli antichi, e questo dico io sempre. Ma vi rendete conto che il ginnasio si chiama ginnasio? Una parola che arriva dal greco, dove gymnos vuol dire nudo. Cioè il ginnasio è la palestra. I ragazzi facevano sport da nudi in Grecia, perché è la cosa ovviamente più sana che possa esserci, mi sembra anche ovvio, e alla fine dei loro allenamenti venivano raccolti e cominciavano anche a studiare. Per questo si chiama ginnasio. Ma la prima cosa è che tu devi avere una mente, un corpo sano e ben allenato perché anche la tua mente funzioni, cosa che avevano capito benissimo i romani quando dicevano mens sana in corpore sano, che vuol dire semplicemente che la mente è sana se il corpo è sano, cosa che nessuno rimarca, perché questo è il vero senso di questa, non mens sana in corpore sano tutto quanto assieme, no, la mens sana è se in corpore sano, in corpore non sano, mens non sana. Per cui gli antichi sapevano queste cose perché noi non le sappiamo, è una cosa che mi continuerà a rimanere assolutamente misteriosa. Per questo, quando si parla di cultura sportiva, a me mi si rizzano sempre i capelli in testa, pensando, io arrivo da una zona mista, io sono triestino, io sono mezzo sloveno, un quarto tedesco, un ottavo dalmata e un ottavo veneto, tanto per dire. Ma da noi queste contrapposizioni nazionali, soprattutto fra slavi e italiani, sono state sempre molto forti. Noi eravamo l'impero austro-ungarico, formato da tantissime nazioni. Con il risveglio dei popoli nel XIX secolo, le varie nazioni hanno cominciato ad aggregarsi in circoli sportivi. Perché? Perché grazie allo sport potevano poi coltivare le nuove generazioni per gli scopi ai quali volevano arrivare, cioè che questi qua acquisissero una coscienza nazionale.
A Trieste, a Gorizia, esiste la ginnastica triestina, che era proprio la società fondata dagli irredentisti italiani. A Gorizia c'è l'UGG, l'Unione Ginnastica Goriziana, fondata nel XIX secolo a questi scopi qui. Nei paesi slavi dell'impero austro-ungarico, in Cechia, che era sempre il faro di tutti i popoli slavi dell'impero austro-ungarico, perché erano nettamente più sviluppati, più acculturati, più tutti, Praga è sempre stato il centro di aggregazione di tutti i popoli slavi dell'impero austro-ungarico. A Praga hanno fondato i Sokoli, che erano gruppi sportivi che educavano le giovani generazioni alla coscienza nazionale e insegnavano dopo, come dopo allenamento, come si faceva nell'antica Grecia, insegnavano la lingua, insegnavano la letteratura, insegnavano tutto quello che dovevano insegnare sulle radici e sulla storia e sulla lingua del loro popolo. E su questi Sokoli poi sono nati in Germania uguale, anche prima, poi in Slovenia, in Croazia, in Slovacchia, dove volete sono nate queste associazioni. I Sokoli sono stati un'associazione importantissima nello sviluppo della coscienza nazionale slovena, tanto per dire, nel XIX secolo. Dunque tutto a base di sport. Lo sport è la base grazie alla quale poi si coagula una comunità, addirittura una nazione. Per cui è importantissimo che ci sia la cultura dello sport, ma come educazione, non come agonismo. Questa è una cosa che mi premeva dire quando si parla di cultura. Scusate, ma ho perso la domanda a cui devo rispondere. Avete capito? No, è partito. Non abbiamo neanche messo le immagini. No, scusate, era una cosa che mi premeva dire, perché quando si parla di cultura e si parla di sport, giustamente sport è cultura, o dovrebbe essere cultura, cosa che in Italia non è. Questo è il mio più grosso cruccio. Cioè, tutti domandano perché in Slovenia ci sono tanti sportivi di alto valore? Perché ogni scuola elementare ha la sua palestra enorme, con tribuna da 500 persone, che è retrattile, e quando non c'è la partita le tribune vengono ritratte e vengono fatti 3 campi in diagonale dove si allenano, dove giocano i ragazzini. I campionati scolastici per le scuole elementari che vanno fino all'8ª classe nella vecchia Jugoslavia erano l'evento sportivo dell'anno, dove tutti i ragazzi giocavano tutti gli sport, i 4 sport di squadra di base, che sono calcio, pallacanestro, pallavolo e pallamano. Tutti i forti giocavano questi sport e tutti quanti sapevano giocare a 4 sport diversi, per cui non c'era assolutamente alcun bisogno di insegnare loro, quando entravano nei club, come ci si muove, come si corre, cos'è un triangolo o dai e vai nel basket, cos'è una taglia fuori nella pallacanestro o una taglia fuori del centro nella pallamano, eccetera, eccetera, eccetera. Per cui, grazie, i ragazzi avevano educazione sportiva. Io ho allenato, ho messo la palla in mano a uno che è diventato un bravissimo giocatore di basket, probabilmente lo conoscerete, ha giocato anche da queste parti, si chiamava Boris Vites. E Boris Vites, lui è nato in Australia e quando è tornato da noi a 13 anni, a uno dei primi allenamenti ha mostrato il libricino che aveva lì a scuola. In Australia loro fanno scuola di mattina e al pomeriggio non vanno a casa, rimangono lì, fanno i compiti, fanno 4 ore di sport, 1 ora obbligatoria di nuoto, 1 ora obbligatoria di atletica leggera e poi 2 sport a scelta. Però nuoto e atletica leggera sono obbligatori ogni giorno, 4 ore al giorno in Australia. Poi dicono, perché gli australiani sono così forti? Perché fanno sport a scuola il pomeriggio. È una cosa assolutamente obbligatoria. Non esiste che non si faccia sport per i ragazzi. Cioè, questa è la mentalità anglosassone. Perché sono così forti? Perché fanno sport, tutto qua. Mentre in Italia, appena tu sei uno che va il pomeriggio a fare sport, per i professori di qua, sei uno che non fa i compiti, allora ti guardano già storto a scuola. Questa è la grossissima differenza. Io penso che basti come presentazione, dovevo presentarlo, ma grazie tante. Allora,
Sergio Taucher penso che ci abbia cresciuti tutti a pane e pallacanestro con la famosa TV Capodistria. Quindi adesso io penso che Enrico abbia qualcosa da mostrarci. Sì, appunto, come detto si è già presentato, abbiamo presentato questa breve clip anche per introdurre diciamo così, Sergio, che ancora ringraziamo per la presenza, e, diciamo così, con una clip in cui, in parte peraltro, di cui peraltro hai già anticipato alcuni passaggi. Faccio partire. Coppe europee di basket. Ed eccoci ora, gentili spettatori, nuovamente con le immagini da Atene, dove sta per cominciare la finalissima della Coppa delle Coppe 1988-89. Real Madrid in maglia bianca, Snyder Caserta in maglia nera, con bordi arancio. Vediamo il primo quintetto delle due squadre subito per capire un po' come hanno improntato tatticamente la partita i due allenatori. Ognuno vede il giornalismo a suo modo. Il quintetto all time NBA Europa, 5 uomini. Drazen? No. Vale. Sergei Bielov, Ciosic e poi Larry, Magic e Jordan. E? Michael Jordan. Ah, e il pivot chi è? Ciosic. Ah, O giustamente. poi se poi volete un pivot Jabbar. Se, No, volete, se volete un pivot Jabbar. Allenatore? Hasan Nikolic. Presidente o dirigente? Non li conosco bene, dunque non posso dare La miglior squadra di ogni tempo? tra Celtics, Lakers anni 80, E invece in nazionale e club europeo? nazionale Jugoslavia fine anni 90. E club? Uno. Club, qui siamo veramente, bisognerebbe paragonare il CSKA degli anni 50 con il Real Madrid degli anni 60, con la plastica degli anni 90, è impossibile. Il basket è lo sport più bello del mondo? Era, Da quanto non lo è più? da quando è diventato sport da ghetto negli Stati Uniti invece che sport di università. Vabbè, confermo quanto ha detto quel signore lì con la barba e i capelli lunghi. Sì, no, io il mese scorso ho avuto una serata a Padova dove anche mi hanno detto, guardate, primo quintetto di giocatori di tutti i tempi, io ho detto, guardate, chi non è d'accordo col mio quintetto, inutile che ci parliamo, perché siamo su due pianeti diversi. Cioè, primo quintetto secondo me è assolutamente scritto, obbligatorio, che prevede Magic Johnson come play, Michael Jordan come guardia, Larry Bird come ala piccola, Bill Russell come numero 4 e Kareem Jabbar come centro. Cioè, questi sono giocatori che secondo me assolutamente non si possono discutere, ognuno è stato di gran lunga nella storia il migliore nel suo ruolo. E poi il basket, adesso voglio farmi un po' di pubblicità anticipata su sollecitazione del mio editore lì, Mauro Daltin, di Bottega Errante. Mi ha detto, perché non scrivi un libro su come tu hai percepito nella tua vita l'NBA? Ho detto, bel tema, infatti l'ho già cominciato a scrivere. Cioè come, da quando eravamo noi bambini, quando ho cominciato, io sono del 50, per cui a 17-18 anni, erano fine anni 60, non c'era ancora la televisione che dava le partite NBA, per noi quelli dell'NBA erano assolutamente degli idoli, delle persone
assolutamente marziani, non so. E poi il basket americano all'epoca era almeno 20 anni avanti rispetto al resto del mondo, è assolutamente incontestabile. Le migliori nazionali europee andavano a giocare in America contro squadre di college e perdevano, neanche di college di primissimo piano, nessuno si andava a giocare, si degnava di andare a giocare contro l'UCLA di John Wooden. Avevo cominciato dicendo che era un professore di matematica, cioè cultura, adesso mi ricordo di cosa avevamo parlato, e John Wooden era uno che grazie alle sue capacità e al suo carisma riusciva a far fare ai giocatori quello che doveva essere fatto, con ciò trattandoli da uomini. Cioè, io ho letto il libro che ha scritto Karim Abdul-Jabbar su John Wooden, e dice questo è stato il suo più grande merito, che ci trattava non da giocatori di pallacanestro, ma di persone che giocano a basket. Questa è una distinzione assolutamente fondamentale. Per questo era un grandissimo allenatore. Cioè noi sappiamo benissimo che ognuno di noi è un universo a parte. E il bravo allenatore è quello che riesce a percepire la persona che ha davanti, che riesce a capire quali sono le molle con le quali magari puoi spronarlo a fare meglio. Ma intanto nel basket, come mi è riuscito in una battuta che ho detto in una telecronaca che poi è diventata il mio marchio di fabbrica, il basket è uno sport logico per gente intelligente. Se non lo sei, lascia perdere. Cioè se non sei una persona intelligente, non neanche cominciare a giocare al basket. Questo valeva una volta, perché grazie all'intelligenza potevi sopperire anche a determinati limiti fisici e semplicemente prendere in giro il tuo avversario facendolo saltare come un disgraziato. A un'intervista che gli fece una volta un suo, fra l'altro, parente giornalista, Vlade Divac, grande giocatore jugoslavo, che giocava nell'NBA, gli chiesero se fosse impegnativo giocare nell'NBA. Dicevano no, assolutamente no. Rispetto a quando giocavo qui da noi è tutto 1000 volte più facile. Oddio, facciamo 2 settimane di allenamento atletico prima di cominciare la stagione, ma le facciamo alle Hawaii, che non sono proprio il posto più brutto al mondo per fare allenamento atletico, e poi comunque cominciamo a giocare, solo giochiamo in partita. Quando io ricevo la palla sotto canestro faccio 2 finte, il nero salta e li segno in sottomano, cioè non occorre neanche che salto, per cui non c'è problema. Ecco, questo sono i giocatori intelligenti. Io prima a un'intervista, il signor giornalista mi ha chiesto qual è la partita nella quale mi sono divertito di più a commentarla, e la risposta è venuta proprio spontanea, è stata la semifinale dei mondiali del 2006 in Grecia, in Giappone, a Saitama, quando hanno giocato Stati Uniti contro Grecia. Cioè, Stati Uniti che avevano una squadra con tutte queste giovani stelle rampanti, presunti migliori giocatori, per amor di Dio, cioè tipo LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade e compagnia cantante, che hanno giocato contro la Grecia di Papaloukas, di Spanoulis, di Skorzanitis, di Diamatidis e questa gente qua. E vedere per tutta la partita Spanoulis e soprattutto Papaloukas cosa hanno fatto loro delle stelle americane, prendendoli in giro, andando a segnare a difesa schierata in sottomano in terzo tempo, è stata una cosa che sono arrivato al limite dell'estasi agonistica, dell'orgasmo agonistico, non so come spiegare. Cioè, era una cosa che spiegava tutto quanto quello che io avevo detto, che basta essere un po' furbi, ma lo si vede oggigiorno, tu basta che guardi Nikola Jokic, giocatore di Denver Nuggets, serbo di Vojvodina, che è già molto sospetto, perché se lo sport nazionale in Vojvodina è la pallavolo, vuol dire che è già sospetto. Per
perché non hanno molta voglia di, come dire, sono molto belli, ma voglia di lavorare tanto. Ma lasciamo stare a pallavolo, io sono un po', come dire, non sono proprio un amante della pallavolo. E Jokic è grasso, non corre. Cioè corre sì, ma piano. Non salta, però sa giocare a pallacanestro. E sapendo giocare a pallacanestro in modo neanche geniale, normale, lui fa quello che vuole. Lasciamo stare Luka Doncic, che è un fenomeno e sarebbe stato un fenomeno anche 30 anni fa. Un paio di mesi fa sono stato a Lubiana alla presentazione del film su Dražen Petrovic e lì ho trovato i miei vecchi amici giocatori sloveni dei tempi che furono. E ho fatto un'intervista sia con Jure Zdovc e prima ancora con Pero Vilfan. Non so se vi ricordate di questi giocatori nazionali jugoslavi, anche soprattutto Petar Vilfan e Jure Zdovc. E a Pero ho chiesto, ma Pero sei d'accordo che Krešo Ćosić è nato 30 anni troppo presto e Luka Doncic 30 anni troppo tardi? Perché vedendo cosa fa Jokic adesso nell'NBA, io mi immagino cosa avrebbe fatto adesso Ćosić. Ćosić era uno, sì, più magrolino, però correva, saltava, come intelligenza cestistica era nettamente superiore a Jokic, lui era un intellettuale incredibile e infatti, guarda caso, quando lui ancora negli anni 70, fine anni 60, è andato a studiare a Brigham Young, all'Università di Provo, nello Utah, loro, grazie a Ćosić, in 4 anni si sono costruiti un palazzetto, avevano un palazzetto a 5.000 spettatori e ne hanno fatto uno da 24.000. E tutto questo grazie solamente a Ćosić, a quanto lui aveva fatto. Però lui aveva detto, guardate, io gioco 4 anni qui nell'NBA, qua al college, e poi torno a giocare a Zara, che è la mia squadra di nascita, per cui non pensate neanche che andrò a fare il professionista nell'NBA. E dico, ma cosa, tu non ambisci a fare il professionista? No, frega niente, io voglio giocare a Zara perché voglio giocare a pallacanestro e soprattutto stare a casa mia. E lui sarebbe stato con noi in probabilità la primissima scelta del draft. Uno che arrivava dall'Europa, attenzione, o numero 1 o numero 2 del draft, era matematico perché era un hype, come dicono loro, in tutti gli Stati Uniti, Ćosić a fine anni 70. Per cui se lui giocasse adesso, fa quello che vuole. E Pero mi ha risposto, sì è vero, Ćosić è nato 30 anni troppo presto, però Luka Doncic non è vero che sia nato 30 anni troppo presto, perché essendo nato adesso, non facendo niente, non allenandosi niente, non correndo, non saltando, segna sempre 40 punti a partita quando vuole, per cui è forse meglio che sia nato oggi. Ho detto sì, però se fosse nato quella volta, Luka Doncic con le sue capacità sia mentali che tecniche che tutto quanto, se avesse giocato non con questi con cui gioca adesso, ma fosse capitato in squadra con un Kića, con un Mirza, Kićanović, con Deli Bašić, con Praja Dalipagić, con Ćosić, con Moka Slaunić, questi qua lo avrebbero messo subito a quadrato, di giovane. O fai come vogliamo noi, ti alleni come Dio comanda e allora potrai giocare con noi, se no vai. E lui con noi probabilità, visto che è un grandissimo appassionato di pallacanestro, la prima palla in mano gliel'ha dato papà quando aveva 2 anni, ci sono dei filmati che mostrano come schiaccia su un canestrino a mezzo metro, lui ha 2 anni. Papà è nazionale sloveno di basket, è allenatore, adesso è il segretario della federazione slovena di pallacanestro, perché è uno che ha vissuto nel basket tutta la vita. Se fosse stato a quei tempi Luka Doncic allenato come ci si allenava quella volta, cioè con 15 kg in meno e soprattutto facendo ogni giorno 250 scalini come facevano all'epoca i giocatori jugoslavi prima di andare a giocare i campionati per nazionali, e avesse giocato con Krešo, con Mirza, con Kića e con Moka Slaunić, con Praja Dalipagić,
Ecco, io è una cosa che vorrei tanto così oniricamente vedere Čosić Doncic giocare assieme a Mirza Delibašić o assieme a Praja Dalipagi, sarebbe stato troppo bello, una cosa che neanche mi sogno di poter vedere. Per cui, voglio dire, il basket è uno sport logico per gente intelligente, lo si sta dimostrando ancora adesso, però come ho detto, a metà degli anni 90 successe la grande rivoluzione promossa da David Stern, persona di intelligenza spaziale, che aveva capito che oltre determinati livelli il basket in popolarità non sarebbe potuto crescere, e allora hanno puntato tutto quanto da sport raffinato per gente che esce dall'università, cioè per gente diplomata. Ai miei tempi tu non andavi a giocare nell'NBA se non avevi fatto i 4 anni di università e ti eri diplomato, non ti prendevano, non entravi nel draft, molto semplice. Cioè ci sono stati 2 soli casi che c'era questo buco nel regolamento per cui alla fine del liceo potevi andare a giocare nell'NBA, perché nessuno aveva previsto che alla fine del liceo uno potesse andare a giocare nell'NBA. Sono stati 2 casi di giocatori che hanno firmato alla fine del liceo per andare a giocare nell'NBA. Uno si è perso subito, l'altro è stato Moses Malone, centro che poi ha giocato anche a Philadelphia, è stato anche campione. No Karl Malone, quello degli Utah, Moses Malone, quello che aveva, come diceva Dan Peterson, che le sue palle avevano gli occhi, che si arrampicavano sul ferro e poi cadevano sempre dentro. Per cui tu dovevi fare 4 anni, esisteva la clausola di indigenza, per cui alla fine del 3° anno potevi andare a giocare professionista, però dovevi dimostrare praticamente al di là di ogni ragionevole dubbio che se non facevi così morivi di fame e la tua famiglia moriva di fame, cioè erano regole estremamente strette e stringenti, per cui potevi prendere solo chi finiva l'università. Inciso. Quella volta l'America era ancora molto più razzista di adesso, no, sono sempre razzisti uguali, quella volta erano dichiarate, adesso non lo sono, ma non è che sia cambiato granché. Però all'epoca, se tu eri un giocatore nero di colore, per poter andare intanto a prendere la borsa di studio all'università, poi essere preso in una squadra dell'NBA, dovevi dimostrare di essere almeno 2 volte più forte di qualsiasi bianco. Cioè quando Red Auerbach prese il primo giocatore nero per giocare nell'NBA, ci fu una specie di sollevazione negli Stati Uniti e Red Auerbach rispose con la sua famosa frase, disse: a me non interessa un fico secco se è bianco, nero, rosso o a pallini verdi, a me interessa solo che sappia giocare a pallacanestro. E lì stroncò praticamente ogni discussione. Dunque i giocatori di colore che all'epoca volevano giocare in NBA, dovevano essere più bravi di quelli bianchi, ma non solo in campo, perché quello, sa, con i fisici che hanno è abbastanza facile, ma di testa. Per cui, da qualsiasi ambiente arrivassero, dovevano studiare il doppio, il triplo. Ed era tutta gente di straordinaria cultura, quella che usciva. Quando voi sentite le interviste di questi grandi campioni neri del passato, la cosa che salta immediatamente agli occhi è il fatto che questa è gente di straordinario spessore intellettuale. Quando sentivi parlare Bill Russell, prima povero che morisse, quando senti parlare Jabbar ancora oggigiorno. Io ho sentito un'intervista di Julius Erving a Roma, mi sembra nell'89. Ascoltarlo parlare era una specie di tavole della legge, cioè diceva solo cose estremamente... Cioè, Julius Erving, che era noto come quello che faceva i famosi, però è una persona di una straordinaria cultura extrasportiva, perché aveva studiato e si era fatto un sedere del genere.
Per cui questi qua sono diventati qualcuno anche dal punto di vista intellettuale. Quando nel 95 David Stern ha praticamente demolito tutto questo sistema, facendo in modo che i giocatori per tipo foglia di fico bastava che facessero un anno all'università, poi potevano andare immediatamente a giocare i professionisti come Carmelo Anthony, tanti altri, come quell'altro che ha giocato a Boston, il mancino che pareva chissà che fenomeno, ha detto one and done, cioè basta fare un anno e dopo è finita e posso andare a guadagnare soldi. Questi qua praticamente arrivano dai ghetti e non è che siano imbecilli perché sono di colore, no, perché sono morti di fame, scusate, cioè non è questione di colore, è questione di status sociale. Tu se arrivi da una famiglia agiata di avvocati o se arrivi da una famiglia dove la mamma deve fare 4 lavori e il papà intanto alcolizzato, ci sarà una bella differenza, dipendentemente dal tuo colore. Qui il colore proprio non c'entra esattamente niente, c'entra l'ambiente dal quale arrivi. E se è un ambiente degradato, devi essere tanto più bravo per chiudere tutti i buchi che ci sono con quelli che partono comunque da un livello normale e lavorare il triplo per arrivare al loro livello. Invece questi qua non lavorano più. Cioè, rozzi partono e rozzi rimangono quando arrivano nell'NBA. Gente senza alcun tipo di cultura extrasportiva. Hanno grandissimi fisici, hanno istinto, hanno quello che chiamano talento, ma io chiamo semplicemente attitudini fisiche. Non c'entra col talento è una cosa che è qua, non è nelle gambe. Per cui cosa fanno? Fanno casino, cioè quello che si vede oggigiorno in TV. Sparacchiano, come direbbe il mio maestro Aldo Giordani, tiri alla pene di segugio, praticamente corrono per il campo senza senso e infatti il loro valore, anche in assoluto, è caduto, è crollato in modo clamoroso. Cioè se la Serbia non se la fosse fatta addosso avrebbe vinto la semifinale olimpica contro tutto quanto di meglio all'NBA oggigiorno da schierare. Non c'era nessuno che mancasse, c'era addirittura Steph Curry. Cioè, tutti c'erano. Eppure hanno vinto per sbaglio. Quando, ancora a Seul nel 1988, quando facemmo la telecronaca della finale assieme, io e Dan Peterson, dallo studio della televisione jugoslava a Seul, giocò la squadra di college, che perse la semifinale contro l'Unione Sovietica. E fu uno scandalo mai visto. Come mai i nostri hanno perso? College. E infatti nel 92 è arrivato il Dream Team a Barcellona, perché nel frattempo Boris Stankovic e David Stern si sono messi d'accordo sul fatto che anche ai professionisti fosse aperta la via delle Olimpiadi, come negli altri sport. Infatti nel 92 e già nell'88 a Seul c'erano i tennisti, tutti i professionisti, giocò Steffi Graf, giocò Gabi Sabattini, giocò Mecir, giocò Edberg, giocò tutta quella gente lì. I professionisti arrivarono nel basket nel 92 col Dream Team vero, attenzione, con Magic Johnson che era già come dire sotto AIDS, con Larry Bird che aveva la schiena a pezzi, con l'unico normale che era Michael Jordan, dei straordinari che però lui aveva tutto dei calcoli suoi perché lui non voleva che Kukoc giocasse bene perché sarebbe stato suo compagno l'anno dopo ai Chicago Bulls, eccetera, tutte queste cose qua. Però il settimo uomo era Patrick Ewing, giocavano Karl Malone, John Stockton, Charles Barkley, giocava questa gente qua. Cioè ognuno che entrava era un fenomeno. E infatti 30 punti a tutti. 30, ma 30 perché loro volevano 30, poteva essere Scottie Pippen, cioè potevano essere 40. Cioè, era talmente una differenza fra loro, il Dream Team vero, perché quelli sono stati i giocatori più forti di tutti i tempi che hanno giocato assieme, rispetto a quello che avete visto a Parigi, che era inguardabile.
Io infatti non ho guardato il pallacanestro, guardavo poco. E poi, soprattutto, poi guardo quando la Serbia è più 15, poi perde, e allora mi sono ancora più arrabbiato. Non è possibile. Come fai a perdere? Quelli là, ha cominciato a segnare Steve Curry. Cioè, marcalo, maledizione. Abbattilo. Voglio vedere chi segnano degli altri. Vabbè, indifferente. Voglio dire che da quando hanno fatto questo cambiamento nel 95, per coinvolgere molto di più tutti i ceti sociali, trasformando la pallacanestro professionistica da sport di elite universitarie a sport da campetto di periferia, col crollo assoluto delle capacità intellettive delle future stelle, per cui adesso sono degli emeriti idioti, o se non lo sono, perché sono delle persone anche intelligenti in mezzo, sicuramente c'è qualcuno intelligente, però riesce a mascherare la sua intelligenza molto bene, insomma, perché io non vedo, a parte i giocatori che vengono dall'Europa, di gente intelligente fra gli americani, si è visto anche alle Olimpiadi, non è che se ne sia vista tanta. Sono questi giocatori che saltano, corrono, schiacciano, fanno di tutto, però sembrano galline impazzite. Cioè, avete presente una volta quando tagliavano le teste delle galline che dopo cominciavano a scorazzare per l'aria finché non crollavano? Cioè, è uguale. Per cui è inguardabile la pallacanestro odierna. Questa è la pallacanestro dei highlights. Bravissimo. Allora adesso arriviamo ai highlights. C'è un proverbio sloveno, molto bello, che esiste solo in sloveno, ve lo dico in originale perché è più icastico, poi ve lo traduco e ve lo spiego. Tudi slepa kura zrno najde. Tradotto letteralmente vuol dire tudi anche, slepa, cieca, cura, gallina, zrno, chicco, najde, trova. Anche una gallina cieca, beccando in continuazione, prima o poi becca un chicco e se lo mangia, no? Perché lei continua a fare, prima o poi, fra tanti sassolini, becca un chicco. Ecco, i highlights oggigiorno sono i chicchi presi per sbaglio dalle galline cieche messi tutti insieme. Questi sono i highlights oggigiorno. Per cui la gente pensa, guardando questi highlights, che siano tutti fenomeni. Ecco, loro hanno prendono le cose migliori, cioè i famosi chicchi singoli che la gallina cieca becca per sbaglio, e li mettono assieme e dicono questa è l'NBA. Non è questa. Perché è tutto il resto. Uno dei miei sogni sarebbe quello che, lavorando ancora adesso nel campo televisivo, ci fosse qualche emittente che ha i diritti dell'NBA e io facessi i lowlights. Farei, 10 minuti di ogni partita, scusate, il termine giusto sarebbe comincia con la C, c'è una G in mezzo e una E in fondo, diciamo tutte le deiezioni che perpetrano i giocatori dell'NBA in una partita. Sarebbero dei lowlights da 45 minuti, penso, perché i highlights oggigiorno in 3 minuti sono finiti. I lowlights potresti mettere tutto quello che vuoi. E infatti la mia soglia di tolleranza per le partite dell'NBA di oggigiorno è dai 3 ai 4 minuti. Se poi ascolto ancora il commento di Sky, si riduce a 1 minuto e mezzo, non di più. Perché non puoi prendermi in giro, per l'amor di Dio. Io ho visto giocare a pallacanestro, io ho visto Larry Bird, l'ho visto dal vivo 2 volte, no 3 volte, perché c'era anche all'Open di Madrid, quando ero lì a fare le telecronache. Ho visto Larry Bird, ho visto Michael Jordan dal vivo a Trieste, ho visto Magic Johnson, ho visto tutta questa gente qua, e mi venite a raccontare di questi? La gente mia, volete prendermi in giro? Dire che questi di oggi sono in competizione con quella gente lì, ma mi reputate idiota? Per cui non sopporto che uno mi prenda per idiota, che mi venda pacottiglia come fosse oro.
perché loro devono vendere il loro prodotto. No, non puoi prendermi in giro. Per cui spengo l'audio e dopo spengo anche il video, perché vedo gente che fa robe che non stanno né in cielo né in terra. Dopo arriva un Jokic che fa cose normali e fa 40 punti. Ma è normale, perché quando fai cose normali fai 40 punti. Non c'è problema. Basta che hai un po' di fisico, poi fai come Luka Doncic che parte in entrata, invece di andare ad accelerare il suo ultimo passo rallenta per tirare da fermo e segna 45 quando vuole. Perché intanto lo stoppatore di turno vola e lui segna da sotto, perché rallenta e gli segna da dietro la schiena. E dopo 6 anni che già nell'NBA ancora non l'hanno capito, che fa sempre così e fa sempre canestro. Cioè qualcuno sarebbe potuto anche venirgli l'idea che forse, visto che fa sempre così, intanto provo a impedirgli di fare quello che fa sempre. Poi vediamo se sa fare qualcos'altro. Doncic lo sa fare, sia ben chiaro, sa farlo, perché lui sa fare tutto. Però intanto faglielo fare, no? Per cui i highlights sono una mistificazione totale. Sono i famosi chicchi beccati per sbaglio. E questo, non so adesso se il nostro assessore, mio amico Enrico, è d'accordo, potrei anche cominciare un'altra lunghissima discussione su questo cosa significa nella società odierna, ma non so se sono anche, come dire, portato capace di... Posso? Sono qua per quelli? Io chiudo tutti i libri e tutte le mie domande, vai tranquillo. Me ne sono già venute 4 solo a sentire il discorso. Dopo vediamo. No, volevo dire, questo dei highlights apre un discorso molto più ampio, secondo me, a quale pensavo quando poi parlavo con Enrico, quando mi ha invitato. Cioè noi ci conosciamo dalle nostre convention, non so se dal mio blog, forse così un po' di riassunto, perché siamo, così come dire, ci conosciamo. Quando ho scritto il mio primo libro, che mi sono autopubblicato, che è questo qua, cioè questo libro ha una storia abbastanza interessante, nel senso c'era uno di Udine che mi aveva chiesto perché non scrivi un libro sulla storia del basket jugoslavo. Ho detto ma sì, questo avevo già parlato con Feltrinelli eccetera, e ho detto ho cominciato a scrivere rigorosamente, avevo i miei appunti delle telecronache, per cui non ho avuto problemi per prepararmi. Questi appunti li avevo in ufficio a Capodistria, per cui questo libro è stato scritto proprio strettamente durante le ore di lavoro, no? Come penso in Italia si faccia regolarmente. Però quando ho finito il libro, sto qua di Udine non si è fatto più sentire, sembra poi che nel frattempo gli sia venuto un infarto. Lasciamo stare lui, ma questo testimonia anche della fortuna che ha il sottoscritto in questi casi. Lui ancora più sfigato, poverino, però proprio... E allora io avevo tutto questo libro su dei file sul mio computer del lavoro. Il mio giovane collega di Monfalcone, Tommaso Magnà, parlavamo della storia del basket jugoslavo, perché lui è più giovane, lui è del 74, non ha visto questi grandi campioni all'epoca, che stava nascendo mentre uscivano Kicanovic, Delil Basic, Dalipagic e compagnia, Ciosic e questi, Jerkov e Jelovac, chiunque volete, e Scholman. E ho detto, guarda, io ho scritto un libro che ho qua su quello, ti passo i capitoli, tu leggiteli e vedrai. Lui legge e dice, ma sai cosa, si potrebbe fare un libro di questa roba, perché non ce la autopubblichiamo? Come si può fare? Ho detto, sì, si può fare, faccio io. E ha fatto tutto lui. Ho trovato questa ditta qua di Lecce che You Can Print, che ti pubblica libri, basta che mandi loro le matrici. Hanno pubblicato sto libro che ha avuto un eccellente successo, anche perché è stata questa fortuna. Io dovevo fare una serata a Staranzano, vicino a Monfalcone, e Tommaso, che è di lei, lui è proprio di Monfalcone, ha detto al sindaco, guarda,
si potrebbe presentare il libro che ha scritto Sergio, tutti contenti. In tempo siamo riusciti ad avere le copie del libro, abbiamo venduto lì già 100 copie il primo giorno, abbiamo fatto un calcolo con 64 copie vendute, rientrammo delle spese, siamo ampiamente rientrati dalle spese. Questo libro ha avuto un buon successo, è stato anche recensito sulla Gazzetta, eccetera, però anche perché Tommaso, da buon giovane moderno, ha avuto l'idea, guarda, mettiamo su un sito, questo qua. Quando è uscito questo pezzo qua, il giorno dopo su internet ho avuto qualcosa come 60 ordinazioni del libro e Tommaso, povero, è andato in crisi e l'ho mandato in giro per tutta l'Italia perché era lui che mandava dietro compenso i libri a tutti quelli che si iscrivevano. Eccolo, credo ciò, sì. E allora ho detto, perché non mettiamo su un sito dove tu fai propaganda al tuo libro? Messo sul sito, io intanto scrivevo qualcosa e ho cominciato ad avere commenti di gente che seguiva. Tanti sono qua. Se qualcuno legge il mio blog, questo signore qua, un ingegnere, si chiama Andrea Marson, lui con gli occhiali è di Pordenone, lui, se leggete il mio blog, lui il suo nickname è Landre. Sembra sempre che facciamo baruffa io e lui sul blog, ma siamo grandi amici in realtà, viene sempre le mie convention e infatti tutta questa gente qua che commentava, io che sono vecchio a scuola, a un dato momento ho fatto un post dove ho detto, guardate, io sono abituato con la gente a parlare a tu per tu, non sono abituato a chattare, a parlare via internet, per cui questo sabato io sarò in questo locale, in una smizza sul Carso Triestino, a quest'ora, a mezzogiorno. Chi vuole, io sono là, facciamo una chiacchierata, mangiamo qualcosa e dopo voi fate quello che volete. Sono venuti in 10. E lì si è creata questa abitudine, io la chiamo la Sconvention, scritto S-C-I-O-N all'italiana, la Sconvention, dove facciamo 2 volte all'anno e questa gente qua viene a mangiamo e chiacchieriamo insieme e facciamo tutte queste cose qui. Per cui, sempre ho perso il filo, parlavo appunto del mio blog. Del libro. Sì, per cui lì anche parliamo tantissimo di questo basket che fu, abbiamo ovviamente tante opinioni diverse, ma si parla appunto dei highlights che testimoniano del fatto, secondo me, estremamente importante di una cosa. Oggigiorno, se guardate bene, questa cultura dei highlights si è sparsa praticamente dappertutto. Cioè voi sul vostro telefonino normalmente andate a cercare le cose più importanti che vi interessano in quel momento. Premete un bottone, Wikipedia dà tutto fuori. Per cui le informazioni oggigiorno sono instant. Ma cosa vuol dire informazioni instant? Informazioni instant vuol dire parziali comunque, quello che hai scelto tu. Cioè, tu cerchi una cosa e la macchina ti dà quella, non ti dà nient'altro. Per cui qualsiasi conoscenza che tu hai è una conoscenza parziale che tu solo ti sei cercato. Non c'è nessuno che ti insegni il contesto in cui quella notizia va data. E questa è una cosa, secondo me, assolutamente fondamentale. Perché ci sarà una ragione, maledizione, per la quale il Pentagono, inizia anni 90, quello che comunicava via internet già da molti anni fra di loro per tutto il mondo, decise di rendere questa tecnologia accessibile a tutti. E grazie poi ai social, cosa ha fatto? I social
sono stati l'occasione per cui, grazie al quale il grande fratello dietro è venuto in possesso di tutta una serie di dati fondamentali sull'umanità, su tutte le persone di questo mondo. Non tanto chi è, cosa fa, ma cosa pensa, quali sono le sue ambizioni, quali sono i suoi desideri. Per cui, grazie ai social, tutto il mondo è adesso in preda a un grande fratello che fa della gente esattamente quello che vuole. Perché? Perché la gente è convinta a fare quello che vuole lei, no, fa quello che vogliono da sopra. E i highlights sono esattamente la stessa cosa. Cioè loro ti mostrano i highlights per mostrarti com'è bella l'NBA. C'è questo parallelismo per cui le conoscenze sono parziali. Perché? Perché tu ti autoparcellizzi. Io dico, io ho avuto questa grandissima fortuna di essere nato 40 anni prima, 50 anni prima. Perché? Quando ho cominciato io a fare il telecronista non esisteva internet. Io ho cominciato a fare il telecronista a 21 anni, nel 1971. Noi per avere qualche informazione dovevamo ricorrere a notizie di agenzia. A Capodistria, paese comunista, c'è una agenzia, era la Tanjuk, agenzia di stampa dello Stato jugoslavo, che però, grazie a Dio, nello sport erano molto ben forniti. Sì, scusa, parlavamo delle sconvention e appunto Enrico Padoan è uno che ha partecipato a tante sconvention, è un commentatore del blog, ecco perché siamo amici, ecco, giusto per dire. Questo per dire che tutti i fili che tu apri in un monologo riesci comunque sempre a tirarli. Era un argomento totalmente ormai superato. Quando ero giovane li annodavo subito, adesso mi vengono un po' più tardi, ma però finché sono ancora abbastanza, come dire, lucido, posso ancora parlare. Anche se questi fili che li perdo non è che mi rendano contento, perché una volta finivo il discorso molto meglio. E infatti adesso ho perso quello che stavo raccontando adesso. No. Come ti informavi? So che non ci crederete, ma era uno scherzo. Perché stavo parlando delle agenzie di stampa, come ci istruivamo noi all'epoca. C'era la Tanjuk, che era molto ben messa dal punto di vista sportivo, questo sì, però aveva anche tantissime inchieste, cose, roba. Però poi per il resto dovevi appoggiarti ai giornali. Per quanto riguarda la Jugoslavia c'era il supplemento del lunedì del Delo, che era il giornale ufficiale della Slovenia, a 16 pagine, molto ben fatto. Tra l'altro il capo della pagina era appunto Vito Divac, un cugino di Vlade Divac, povero, morto prematuramente di cancro, un grande amico mio. E c'era le Sportske Novosti, il quotidiano croato di Zagabria, in croato, attenzione, a voi sembra strano, ma fra sloveno e croato è la stessa differenza che c'è fra italiano e spagnolo, la gente non si capisce, per cui devi imparare il croato, non è che ti è dato di saperlo. Per lo sport serbo c'era lo Sport di Belgrado, in serbo, che grazie a Dio affina al croato, però in cirillico, dunque dovevi saper leggere l'alfabeto cirillico, e poi per tutte le altre cose dovevi appoggiarti ai giornali stranieri. Grazie a Dio la Gazzetta dello Sport, quella volta era un giornale ancora molto serio, che pubblicava tabelle, statistiche, inchieste, cioè la pagina del basket era curata da Marco Cassani, grande giornalista, quella del nuoto da Ron Anghileri, c'era ancora Gianni Brera, poi Franco Mentana, il papà di Enrico Mentana, che era un grande giornalista, Gualtiero Zanetti, tutta questa gente qua, prima che arrivasse Candido Cannavò, che è stato il David Stern della Gazzetta dello Sport, che ha praticamente, per popolarizzare la Gazzetta dello Sport, l'ha totalmente distrutta, e questo detto per inciso. C'era la Gazzetta dello Sport, che era un gran bel giornale, l'Equipe, che è sempre stato un gran bel giornale, però per leggere l'Equipe qualcosa di francese dovevi anche sapere.
C'era un grande giornale svizzero sportivo, si chiamava Lo Sport di Zurigo, usciva 3 edizioni alla settimana, un plico del genere, che però era fondamentale per notizie di sci per Sandro Widrich, svizzeri come sci, di hockey su ghiaccio, che è il loro sport nazionale di squadra, per me che facevo le telecronache di hockey, anche per sapere cosa succedeva nell'NHL, perché non ne parlava esattamente nessuno, se volevo sapere cosa dell'NHL, dei campionati di hockey, dovevo leggere lo sport in tedesco. Ricevevamo lo Deutsche Sport Echo, che era il quotidiano sportivo della DDR, della Repubblica Democratica Tedesca, della Germania Est, dove i tedeschi dell'Est erano fortissimi atleti in tutti gli sport, perché se volevi sapere qualcosa su di loro, dove è nato, perché squadra gareggia, un'intervista, una cosa, dovevi leggere per forza quella roba lì. E per i russi avevamo il Sovietsky Sport, che era il giornale del quotidiano dell'Unione Sovietica. A parte il fatto, io racconto sempre questo aneddoto, la cosa più clamorosa del Sovietsky Sport era quando c'era un discorso importante attenzione, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Союза Советских Социалистических Республик Леонид Брежнев. Quando c'era un discorso del segretario generale del Comitato Centrale del Partito Comunista dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Leonid Brezhnev. Allora loro davano tutto il discorso e niente sport quel giorno. Se ti serviva una notizia sportiva, fregato, perché c'era solo il discorso di Brezhnev, dove ogni tanto alla fine di una frase importante sotto appariva in neretto applaudissementi, cioè applausi, il pubblico applaude. Quando il discorso si faceva ancora più importante, toccava un punto ancora più importante, erano burnie applaudissementi, applausi scroscianti. E quando invece finiva il discorso erano burnie applaudissementi si ustaiut, cioè applausi scroscianti tutti in piedi. Ecco, e dopo sport niente. Per cui quel giorno tu Sovietsky Sport era come se non l'avessi ricevuto, perché proletari sì, Sovietsky Soyuz, eccetera, eccetera. Ecco, per cui quando leggevi questi giornali, intanto dovevi sapere qualche lingua, perché se no non capivi niente di quello che scriveva. Dunque francese, un po' di tedesco, serbo-croato obbligatorio, lavorando in Jugoslavia non potevi non sapere serbo-croato. Cioè, sloveno si parla in Slovenia, 2 milioni di abitanti, in Macedonia si parla il macedono, che è un dialetto bulgaro, meno di 2 milioni, il resto 17 milioni di abitanti parla serbo-croato, per cui in Jugoslavia c'è i serbi, i croati, i bosniaci, i montenegrini, per cui o sapevi serbo-croato o non andavi da nessuna parte. Grazie a Dio ho anche imparato abbastanza serbo-croato. Poi grazie a sloveno e serbo-croato, sapendo lo sloveno, che è una lingua molto primitiva per ragioni storiche, dunque è una delle lingue più somiglia al protoslavo, perché si è sviluppata molto poco, non avendo mai avuto fino all'Ottocento una letteratura importante propria, perché era la lingua dei contadini. Per cui le elite erano tutte tedesche, la lingua slovena parlata in contado, non avendo un'elite urbana, non si è potuta sviluppare, per cui è una lingua estremamente primitiva. Parlando lo sloveno impari il russo in 2 mesi, insomma, un poco di applicazione, ti fai capire da un russo e capisci quello che parla un russo, diciamo, in tempi molto brevi, per cui leggere il russo per noi sloveni non è che sia tanto difficile, c'è qualche parola ogni tanto che non capisci, però se sai la parola slovena o quella croata per lo stesso concetto, una delle due più o meno va bene. Per cui anche il russo aiuta se conosci una lingua slava, per non parlare ceco, slovacco, che quando li leggi. L'unica lingua slava che proprio noi non capiremo mai è il polacco, quello è una roba assolutamente fuori di testa, perché loro complicano le cose più semplici che ci possono essere. Però voglio dire, leggendo ti fai un'idea del complesso
Cioè tu sai dove inquadrare queste persone, da dove arrivano, chi sono, da quale ambiente provengono. Ti crei un quadro generale nel quale le nozioni non sono più dei fulmini che appaiono e spariscono, sono semplicemente dei tasselli che tu metti in un quadro e alla fine costruisci un puzzle dal quale più o meno hai il quadro generale delle cose e puoi vedere il contesto nel quale determinate cose si svolgono. Questo era il nostro grande vantaggio dell'epoca, che era di tutte le televisioni, di tutti i giornalisti, dappertutto al mondo, perché tutti avevano le stesse condizioni che avevamo noi. Ed era solo questione tua, se ti impegnavi e se eri anche tanto capace di capire il contesto generale nel quale determinate cose succedevano, che potevi progredire. Oggigiorno, quando la conoscenza è equiparata alla premitura di un tasto sul telefonino e dici a questo punto so tutto, no, sai tutto di quella cosa qui, ma in realtà non sai niente. Cioè, hai una grandissima conoscenza delle statistiche di tutte queste cose qua che in realtà non servono a niente. In qualsiasi sport la cosa più importante risiede sempre qua. È una questione di intelligenza, di voglia di lavorare, di autocritica, di autostima. Autostima, attenzione, autostima è una parola che secondo me è usata a sproposito, sbagliata, perché autostima è come la stima del perito. Autostima vuol dire che tu ti autostimi, nel senso che ti autogiudichi. E più sei obiettivo, meglio è. Cioè, se tu stimandoti dici, ecco, questa è una cosa nella quale sono bravo, perché no? E questa la farò, questa mi piace, qua sono bravo, qua sono capace, qua sono meglio della media. E questa è una cosa che vale studiare per me. Inutile che mi incaponisca a approfondire argomenti per i quali, uno, non mi interessano. Per me, per esempio, tutta questa roba dell'informatica, io sono totale troglodita, perché non mi interessa, tu mi spieghi una cosa dell'informatica, mi entra qua, mi esce di qua, perché non mi potrebbe fregare di meno. Per cui inutile che tu ti incaponisca a voler fare cose per le quali non sei capace. Ed è una cosa fondamentale questa dell'autostima per capire dove sei bravo e dove no. Io sono convinto che su 100 cose che si fanno al mondo sarò bravo in 5-6. Ma quelle le faccio e le ho fatte tutta la mia vita. Dove penso di essere bravo, le ho fatte. Però 94 proprio non le faccio perché so che non sono capace, che tutto il mondo è meglio di me. Io non ho mai sciato in vita mia, perché sarei ridicolo. Perché dovrei andare a sciare se non imparerò mai? Non ho senso dell'equilibrio, ho paura del vuoto e soprattutto odio il freddo. Devo andare a prendere freddo, cioè io che sono nato sul mare, invece di andare a fare il bagno a barcola, andare a sciare, fora. E non sono neanche capace. Cioè, sci è proprio una cosa che... O gli sport invernali per me sono assolutamente inconcepibili. Per questo vuol dire, l'autostima è una cosa fondamentale che tu devi saper fare nei tuoi stessi confronti, per capire anche quali sono i tuoi difetti, perché tu devi essere tanto onesto a sapere dove sono i tuoi difetti e tentare di emendarli, cioè dire questi sono difetti che io devo cancellare, non posso andare avanti se continuo a fare sempre gli stessi errori. E voglio dire, tutto qua, io prima parlando anche con Enrico, testimonio, quando Yannick Sinner ha vinto quel torneo là a Milano, della Next Gen, non sapevo ancora, sapevo che era una promessa, infatti vince, e ha rilasciato un'intervista. L'ho sentito parlare e a Tommaso Magnà, che era lì vicino a me, ho detto Tommaso, stai ben attento, questo qua, se non sarà entro pochi anni il numero 1 al mondo, ci arriverà molto vicino. Questo è un campione fantastico, perché ha tutto qua. Lui è tutto qua dentro.
Questo è il campione, è tutto qua. E io sono lì, leggera, come dire, con Andrea, leggera polemica su Wembanyama. Wembanyama, sapete chi è? Poi seguite pallacanestro. È uno di 2,24 che è praticamente un playmaker. Cioè, è una roba che non si è mai vista prima al mondo. Perché ha tutto. Ha una mano fattata. Salta come un disgraziato. Coordinato in piena. Corre, tira. Sa far tutto. E a 2,24. Lui in campo è un professionista che gioca con i bambini di mini basket. Cosa fa? Tira da 3. Cioè, è una cosa che mi fa morire. Non fa altro, non va a rimbalzo, neanche in difesa. Non li frega. Se va bene nei highlights, corre sotto canestro, gli passano la palla, lui schiaccia da dietro il tabellone perché va su in alto a 8 metri, cioè non è stoppabile. E allora grande highlight. Però perdono. Ecco, vedere tanto ben di Dio sprecato mi fa morire. Per me è come se Shakespeare avesse passato la vita a scrivere parole per canzonette o non so, o Mozart avesse composto musica d'ascensore. Madonna, sei il più grande musicista, il più grande drammaturgo al mondo, scriverai l'Amleto, non scriverai canzoncine. E questo voglio dire di un giocatore come Wembanyama, lui dovrebbe essere il giocatore, come dire, il più grande giocatore di tutti i tempi, perché potenzialmente lo è. Però qua in testa è uno che dorme in piedi. Sì, ma deve progredire. Ma se dormi in piedi a 20 anni, dormirai tanto più in piedi a 30. Lì non progredisci. Questa è la cosa. Il talento è qua, non è nelle gambe, il talento è in testa. La testa intesa come intelligenza e soprattutto come etica di lavoro, capacità di autostima, capacità di soffrire, capacità di capire l'ambiente nel quale arrivi, soffrire nelle sconfitte, questa è la cosa. Cioè, come dicevo prima, un grande campione quando perde soffre fisicamente e si allena il triplo per non dover più soffrire nello stesso modo. Questo è l'unico modo, questa è l'unica cosa che le sconfitte insegnano ai campioni. Sai chi mi ha detto sta roba? Una sera quando eravamo a San Daniele, per leggermente, me l'ha detto Sara Simeoni, che è stata la più grande campionessa italiana, penso, come testa, assieme probabilmente a Deborah Compagnoni, adesso forse Sofia Goggia, queste grandissime campionesse italiane di... E Sara Simeoni ha detto, io ho di perdere perché soffri. Questo è il vizio. Chi dice, vabbè, ho perso, pazienza. No, quello non sarà mai un campione. Mai, mai. Il campione odia perdere. Per questo si allena 8 ore al giorno. E dopo vince. E quando vince dice, beh, finalmente le cose sono andate a posto. È normale che io vinca, perché sono più forte. Però, quando perdi, non è che hai perso perché la sciolina è stata messa male o perché sei scivolato su una buccia di banana. No, non sono alibi. Alibi non esistono. Se hai perso, hai perso. Il risultato dice lì, sono arrivato quarto, non ho vinto. Non sono alibi. Non crearsi alibi è un'altra grandissima capacità che hanno solamente i grandi campioni. Per questo dico, i highlights, queste cose non te le mostreranno mai. E per questo saremo sempre più in preda al grande fratello che ci manipolerà come quando vorrà. Ho finito. Mi sembra che martedì abbiamo sentito, per chi c'era una cosa simile, no? Colui che sta a spiegare perché ha perso non sarà mai un campione. Mai. Che invece lavora e della sconfitta fa un insegnamento sarà un campione. Posso leggerti una cosa di Wembanyama? Ce l'avevo qua senza saperlo. Una cosa di Wembanyama, guarda, ce l'avevo pronta.
Nonostante i 140 punti incassati nella pesante sconfitta contro Memphis, Victor Wembanyama ha riempito il proprio box score con 19 punti, 12 rimbalzi, 6 stoppate in 29 minuti. Le 6 stoppate lo hanno portato a raggiungere quota 397 in 106 partite disputate in carriera e a infrangere un nuovo record di precocità. L'NBA è diventato questo, statistiche, triple doppie, doppie e basta. Cioè io qui ho 3 foto di NBA, le 3 didascalie parlano solo di record. Scusa, di cosa ho parlato adesso per 4 ore? Di questo. Nonostante, come nonostante? Maledizione, come 140 punti. Ma attenzione, maledizione, come nonostante? Non come nonostante. Prima e unica domanda a un giocatore, come è finita la partita? Avete perso? Hai segnato 40? Di troppo? Sì, non servono a niente, hai perso la partita. Fine, punto. Finito di parlare, la tua squadra ha perso. Quante partite ha perso Dallas da quando manca Doncic? 12 su 13, una roba del genere. Guarda caso, con tutti i fenomeni che ci sono, se non c'è Doncic non vinci. Sì. Perché? Perché segna i canestri decisivi, perché tiene in mano la squadra, perché uno quando serve fa le cose giuste. La Slovenia con Doncic è arrivata a essere campione d'Europa, è arrivata a una stoppata della finale olimpica. Senza Doncic perde quella stoppata che ha preso Prepelic contro la Francia a Tokyo, che poteva tranquillamente non prendersela perché non si è accorto di avere Batum dietro. Era il canestro per la vittoria all'ultimo secondo, a -1 contro la Francia in semifinale. La Slovenia, cioè non si parla degli Stati Uniti, Slovenia 2 milioni, cioè tutta la Slovenia sta tranquillamente in villette unifamiliari entro il raccordo anulare di Roma, che sia ben chiaro. Se tu gli sloveni li prendi, li trasporti in massa a Roma, li metti in villette unifamiliari entro il cerchio anulare di Roma, lì sta tutta la Slovenia. Cioè la Slovenia è arrivata con Doncic a una stoppata della finale olimpica. Senza Doncic fatica a battere la Finlandia, l'Ungheria e l'Austria. Questo è il problema. Addirittura fatica a battere l'Italia. Scusate quest'ultima, so che era un pochettino cattiva, ma a me mi fa nervoso, vedere l'Italia che per avere qualche giocatore deve andare all'estero. C'è uno come Fontecchio che faceva ridere quando in Italia, poi è andato all'Alba. È andato dove? È andato all'Alba, Bayern, dove ha giocato? All'Alba, e poi è andato a giocare nell'NBA ed era quello che per poco non ha portato l'Italia in finale agli europei. Cioè, gli allenatori italiani sono delle linci incredibili, scoprono i giocatori. Procida, Spagnolo, tutta questa gente qua che gioca fuori. Polonara per diventare qualcuno ha dovuto andare a giocare in Turchia. Eppure a Varese era quello il meglio, non l'ha preso nessuno. In nazionale Pianigiani non lo faceva giocare. La grande stella era Ale Gentile, immaginarsi. Ma sti allenatori italiani dove li prendono? La domanda che sorge spontanea. Ma chi sono? I 2 più bravi allenatori italiani che sono Banchi e Trinchieri sono all'estero. Allenano tutti e 2 in Eurolega, guarda caso. E Banchi è andato via da Bologna da solo, io lo conosco bene, amico mio, perché ancora da quando da giovane ha allenato a Trieste. Banchi è uno onesto, evidentemente se se n'è andato via da Bologna era perché la situazione era assolutamente ingestibile. Per cui questi qua sono allenatori italiani. Oddio, io ho una mia idea, anche parlando con gente che adesso fa i corsi per allenatori in Italia, e tutto il settore tecnico italiano, proprio di quelli che formano gli allenatori, che se io fossi presidente della federazione, domani mi fai adesso presidente, firmo subito il decreto, sono licenziati tutti. Perché
Quando fai esami per allenatori in Italia, oggigiorno, ho sentito da gente che li ha fatti che ha dovuto mentire per ricevere il patentino. Cioè, ha dovuto dire delle eresie cestistiche perché questo gli avevano insegnato al corso. Allora, se volevi avere il patentino dovevi spergiurare praticamente. Cioè ti insegnano cose che nella pallacanestro non esiste. Cioè, parlando con Matteo Boniccioli, Sergio, non te sa cosa che ho visto. Scusate se parlo in triestino perché Matteo parliamo in triestino ovviamente. A Trieste fra triestini non si parla in lingua. Non te sa cosa che ho visto girando per le squadre di mini basket. Ai muletti di 8 anni che insegna a fare il step back. Insegni il terzo tempo che sarebbe meglio, no? Cioè, un arresto e tiro che sarebbe anche molto meglio. Insegni che quando passare la palla è come passare la palla. Cioè, un giocatore forte triestino del 60, Paolo Moschioni, guarda caso uno un po' sui generis, infatti non ha fatto carriera perché non era inquadrabile in schemi, era un giocatore tipo jugoslavo. Adesso dopo vecchio, lui è del 60, mi fa, Taucer, ma te sa cosa? I Megacciamà ad allenare adesso una squadra di mini basket. C'è servizi sociali sta roba. Ho detto, questo è servizi sociali. Mi praticamente tengo insieme handicappati. Cosa posso fare? Ho detto, tacchili sul muro, ma dopo mi denuncia vado in prigione. Sì, cosa vuoi fare? Cioè, con basi del genere, dove vuoi che vada il basket italiano? Highlight su, highlight giù. Io penso che neanche Fellini riuscirebbe a trarre dei highlights di giocatori italiani del campionato italiano, che ne dici? Perché qui proprio le galline cieche non prendono neanche quel chicco unico che c'è. Io lascerei qualche spazio per domande, se vi sono, da parte... Abbiamo rivisto un po', ho rivisitato, diciamo, la genesi del basket, quello vero, quello fatto su Tele Capodistria, quello di Ali Pagic, Kicanovic, Sosic, che era una scuola, era un'università il pallacanestro, non è che era... Scusi se la interrompo, guarda che non è che in Italia fossero tanto peggio, No, assolutamente. Recalcati, Marzorati, Meneghimba, Riviera, Della Fiori, questi, il grande Pino Brumatti, questi erano giocatori veri, erano molto forti e sapevano giocare. Ma difatti ce la giocavamo con la Jugoslavia, ce la siamo giocata più di qualche volta. Beh sì, perché gli europei mi sembra... Beh, l'Italia ha vinto una partita con la Jugoslavia. Sì, no, al preolimpico di Edimburgo del 1976. Adesso faccio fatica anch'io andare così tanto indietro, però qualcosa... Dal 60 in poi ha vinto quella partita lì, l'unica. Non discuto, assolutamente. Però volevo arrivare non in termini così drammatici. Non vorrei che questa sera noi avessimo celebrato le esequie della pallacanestro, perché in effetti gli highlights cosa sono? Sono tutti bravi. Esatto. Tutti bravi, ma dietro non c'è niente, camminano con la palla in mano. Bravo. Sono bravi a farti fuori uno contro uno perché tengono la palla in mano, cioè accompagnano il pallone a noi. Cioè, quando noi andavamo a giocare a Pordenone, perché da Udine le zone... Scusi se la interrompo. Le stesse identiche parole che sta dicendo lei, parola per parola, mi può credere, le ho scritte la settimana scorsa nel secondo capitolo del nuovo libro. Per cui con me non l'ho letto ancora. No, perché non l'ho ancora finito. Per cui, vivo di ricordi più che di prospettive. Per cui sta sfondando con me porte assolutamente inesistenti e per favore... Visto che non occorre che dopo lo ripeta io, finisca lei il discorso che è lo stesso che avrei fatto io. No, non voglio portare via, voglio dire... No, è uguale.
Continui pure, stava dicendo cose verissime. No, ma dicevo che effettivamente si costruiva anche una cultura del basket, della vittoria e della sconfitta, ma da ragazzini, quando effettivamente si andava in palestra perché non c'era altro da fare, se no l'alternativa era la parrocchia e si giocava a calcio. E il basket era molto, se vogliamo, più protetto, nel senso che si stava al chiuso, si faceva la doccia, voglio dire, era sicuramente un vantaggio molto più agevole giocare a pallacanestro, però effettivamente a pallacanestro ai miei tempi era difficile anche conoscere le regole, perché erano regole più complesse. A calcio bastava correre, bastava calciare, bastava dribblare, perché non è il calcio da adesso, chiaramente fatto sulle lavagnette, anche perché non ci possono più far vedere le partite. Scusi, nel basket moderno, allora, uno, mi spieghi la regola del fallo antisportivo? Ma è molto opinabile, discutibile, è un qualcosa. Punto. Cioè, lo scrivo nel libro, ai nostri tempi, quando giocavamo a basket, la legge, siamo in Italia, maledizione, la legge si interpreta. La legge non si interpreta, maledizione, la legge si applica, o no? Siete avvocati? C'è qualche avvocato qui? Le leggi si applicano, non si interpretano. Per cui la legge dice A si fa A, la legge dice che B non si fa, B non si fa. Cioè il fallo è fallo, ma devi decidere cosa è fallo antisportivo. Ai nostri tempi non esisteva il fallo tattico, strategico, casuale. Cioè, e ogni fallo era fallo normale. Cioè, per noi era assolutamente normale, mentre l'attaccante andava a canestro, prendergli il braccio, spostarglielo e intanto accusarsi del fallo. Dice, intanto tira 2 tiri. Non era fallo antisportivo. Perché cavolo antisportivo? No, è sportivo perché non ti lascio segnare 2 punti, segnali dalla lunetta che forse qualcuno lo sbagli. Più sportivo di così io non riesco a capire cosa possa esserci. Cioè nel senso, io gioco per vincere. Se tu segni un punto in meno è meglio per me, o no? Per cui io ti tengo il braccio, non ti faccio male perché non voglio che cada, e intanto mi accuso del fallo e dice adesso va a tirare 2 tiri. E gli arbitri davano 2 tiri. Oggi vanno a controllare il VAR se è antisportivo, sono lì 10 minuti che tutti spacchi maroni, scusate i termini, intanto cambi canale e discutono se era antisportivo o non antisportivo, decidono in uno o nell'altro modo che comunque lascia tutti scontenti. Cioè no, lascia scontenti chi è dalla parte sbagliata, chiaramente, sempre. Per cui dopo si discute su questo, tipo la moviola del calcio. Rigore è quando l'arbitro fischia, come disse Bosco, punto. Quando l'arbitro fischia il rigore, se non fischiano il rigore, punto. Basta. Cioè, l'arbitro ci sarà per qualcosa in campo. L'arbitro è un giudice di pace, quello che volete, ma alla fine decide, emette una sentenza. E quando emette una sentenza è quella, punto, basta. Il fallo antisportivo era solo quando tu lo spingevi in aria perché cadesse male. Quello è il fallo antisportivo. Ed eri immediatamente espulso. Esiste la regola dei 3 secondi? Non credo. Penso che sulla carta esista ancora. Ma non fischia più nessuno. No. Eppure una regola semplicissima. Tu non puoi stazionare in aria per più di 3 secondi. 1, 2, 3, via, palla con gli altri. E se ricevi la palla entro il 3° secondo, puoi cominciare a palleggiare, sì. Però devi tirare a canestro. Era la regola. Nel momento stesso in cui tu superi 3 secondi con la palla in mano e non tiri a canestro e passi fuori, sono passi automatici e sono 3 secondi automatici. Quello che vuoi, ma sono 3 secondi automatici. Palla accompagnata, diceva lei prima, è accompagnata. Cioè quando la palla non viene battuta, ma trascorre anche una frazione di secondo attaccata al palmo della mano, è palla accompagnata. Sono regole semplici, basta applicarle. E il passo zero? Cioè, ai nostri tempi, quando andavi in contropiede, tu cominciavi a palleggiare ancora quando eri in aria per sfuggire. Quando giocavo io, tu ricevevi la palla in aria e la mettevi a terra prima del piede, perché intanto così l'arbitro non ti fischiava passi, perché appena tu mettevi il piede prima della palla,
il 90% delle volte fischiavano passi in partenza. Giusto, ti allenerai per qualcosa, non per camminare con la palla in mano. Porca miseria, se tu hai delle regole vere, serie, ti allenerai anche in modo vero, serio. I saltelli sotto canestro, uno prende la palla e comincia a saltellare, ma rimane sempre lì, non gli fischiano passi. E anche il cambio di piede. Scusa, il terzo passo sull'arresto? Cioè loro fanno il terzo tempo, si arrestano e tirano, non fischiano passi. E allora il difensore come può difendere? Picchia, non può fare altro, perché quell'altro può andargli via con una partenza di pallamano, ma la pallamano ha tutta un'altra filosofia di base, per cui queste cose sono normali nella pallamano, ma nella pallacanestro no. E allora, oltre a vedere tutti questi qua, vedi queste cose incredibili. Cioè, quante azioni di quelle che ho visto io alle Olimpiadi di LeBron James non erano viziate da qualche infrazione, secondo le regole che vigevano ai miei tempi. Sai poche. Praticamente ogni palla che aveva LeBron James c'era qualche infrazione. Cioè, non so, andiamo a guardare il filmato della finale e ve lo dico. Però LeBron James è LeBron James. E allora fa quello che vuole. Famosa azione dei highlights, come diceva il mio amico Postino, col quale ho citato in un blog. Eravamo in Postino in pensione, fra l'altro ex giocatore di calcio e di baseball. A Opicina si gioca a baseball, non per ragioni storiche legate all'occupazione americana del territorio libero di Trieste. Costruirono Opicina un diamante per le truppe americane e i ragazzi di Opicina giocavano tutti a baseball. E il mio postino ha detto, ho visto la finale, ma quello è LeBron James, che passò una volta la palla dietro la schiena a uno che era solo che ha segnato, noi che ha fatto che mostrare questa azione qua, dice, e dopo altre 5 volte che ha tentato la stessa roba che è passata fuori, nessuno che mostrare niente. Questi sono i highlights oggigiorno. Cioè, per una volta che è riuscita, 5 volte ha fatto una stupidaggine, ma quella non la mostri. No, allora io per chiudere, e poi lasciare giustamente la parola anche ad altri, direi che stiamo dando un significato effettivamente a quello che è lo slogan sport e cultura, perché effettivamente adesso disgraziatamente lo sport è un prodotto da vendere, per quello arriviamo un po' a queste manifestazioni, voglio dire. Assolutamente. Dove non c'è, dove dietro non si costruisce niente, è importante quello che si vede in un attimo, che si vede adesso. Invece lo sport è educazione, lo sport è socialità, lo sport deve essere fatto alla base, deve essere fatto con i bambini, deve essere fatto con le società locali, non con quello che si vede. Scusi un'altra cosa, con una zona di interdizione ai genitori di almeno 1 chilometro. Cioè, se io fossi adesso responsabile del settore giovanile di un qualsiasi sport, io organizzerei una cosa simile. Luogo di allenamento, zona rossa 1 chilometro, con un perimetro, una specie di percorso obbligato, dove i genitori in determinate fermate portano i bambini, la squadra gira con un pulmino, li raccoglie ai punti di incontro, li trasporta tutti quanti assieme in palestra, fanno l'allenamento e alla fine i genitori vengono ad aspettare i punti di incontro e il pulmino fa la strada inversa e li riporta lì e li lascia. Questa è una condizione assolutamente imprescindibile con la quale io accetterei di fare il responsabile di un settore giovanile di un sport qualsiasi. E bisogna però riconsiderare un fatto che una volta le società sportive non dipendevano dai genitori per i soldi.
Io ho avuto questa grandissima fortuna allenando la mia squadra, prima squadra a Opicina, che ho conosciuto i genitori alla festa di fine anno. Ah, lei è papà di questo qua, sa, suo figlio è bravo. Ah, ma sì? È bravo? Non venivano a vedere le partite, i figli giocavano da soli. Per cui i ragazzi si organizzavano da soli, che è l'unica cosa giusta. Cioè non è che tu li devi organizzare. Il bello è che i bambini sono molto più sociali dei genitori di questi bambini. Cioè, uno bravo, uno sfigato, se li lasci lì, da soli come gruppo, gli fa pena. E appena poi gli passerà la palla, dici, ma poverino, divertiti anche tu. I genitori, no, tu sei quello forte, tu sei quello che devi segnare. Ma io ho allenato anche il mini basket. Quando passano la palla a uno sfigato e per miracolo fa canestro, questo si mette a piangere dalla gioia, poverino. Anch'io ho fatto un canestro. E la volta dopo ti verrà l'allenamento tanto più felice, tanto più contento. E si allenerà e sarà accolto nel gruppo. Magari sarà bravo. No, scusate. No, chissà come è venuto in mente il più sfigato della squadra che avevo io, della classe del 62-63, che erano banditi incredibili. Ho scoperto perché era tanto popolare nella squadra, quando siamo andati col tram di Opcina giù a giocare una partita a Trieste e poi al ritorno sono fermati al bar e questo qua è il piccolino, mentre gli altri distraevano l'attenzione del venditore lì al bar, quando sono poi arrivati in tram, questo qua ha tirato fuori 4 cinghium a questo, 5 cioccolatini a quell'altro, intanto lui aveva fatto piazza pulita, ecco queste cose non sono buone. Però così era molto popolare in gruppo, poi ho capito perché lo sfigato fosse assolutamente parte di qualsiasi gruppo quando andavano assieme. Però anche in queste cose, come dire, criminali, capisci che i ragazzi avevano fatto gruppo. Cioè, è paradossale, è sbagliato, però avevano trovato un loro equilibrio. E a questo qui anche passavano la palla, perché sennò lui non ci passa i chewing gum dopo quando andiamo in bar. Voglio dire, quello che voglio dire è che i meccanismi di una squadra, di uno spogliatoio, di un gruppo, sono talmente intricati e difficili da sciogliere che bisogna lasciar fare a loro. Tu come coach devi semplicemente capire che aria che tira in squadra e lasciarli fare. Questo è il vizio. Tu lo vedi, voi li vedete i giovani coach delle squadre giovanili fare questa cosa qua, lasciare che i bambini si sfoghino. Quando venivo all'allenamento ed erano tutti seri, io gli davo sempre, ma ragazzi, siete venuti qua a giocare, non siete mica a scuola. No, potete fare quello che volete, basta che non vi picchiate, il resto fate. Siete qui per sfogarvi. Cioè, siete a scuola, dovete star calmi. Se andate a lezione di inglese dovete star calmi. Andate a scuola di violino dovete star calmi. Andate qui dovete star calmi. Almeno qui sfogatevi, maledizione. Se no, cioè, che bambini siete? Siete robot? Bambini devono sfogarsi. Oggigiorno non possono correre su e giù per le campagne o arrampicarsi sugli alberi. Almeno che all'allenamento si sfoghino, poveracci. Ultima domanda, poi. Ma non so, siete d'accordo più o meno con quanto ho detto? No, perché sono cose delicate, ma vanno dette. Prego. Buonasera, signor Taucher. Prego? Buonasera, signor. Ah, buonasera, prego. Io vado un po' fuori tema, sì, a me interessava sapere sull'allenatore della nazionale Pozzecco, una sua opinione.
se è la persona giusta nel posto giusto. O se... Allora diciamo così, per la nazionale italiana, vista la struttura della federazione oggigiorno, non c'è allenatore giusto. Potrebbe arrivare anche a John Wooden, non cambierebbe niente, perché pesce puzza dalla testa. E mi spiace, ma sono di parte. Il Poz lo conosco quando è nato, da quando giocava al mini basket nell'Inter 1904, conosco il papà da sempre, cioè siamo grandi amici, c'ho il suo numero di telefono, posso chiamarlo quando voglio. Lui quando mi vede, ancora adesso in auto ho un cappellino di lana che mi ha regalato lui quando faceva con su scritto C De Vita, quando era il vice di Mrsic a Zagabria. Me l'ha portato di regalo, cioè è amico mio. Quando ci vediamo sono baci e abbracci. Posso dire una cosa, è pazzo, sicuro. Pazzo, ma nel senso buono. Sa tantissimo di pallacanestro, sa tantissimo, se no non sarebbe amico mio, scusate. Solo che è incontrollabile. Però da questo punto di vista è positivo per la nazionale. Lui ha quasi, se Fontecchio non sbagliava quei 2 tiri liberi, l'Italia avrebbe giocato alla semifinale europea contro la Polonia, avrebbe vinto facile, perché solo la Slovenia poteva fare suicidio contro i polacchi come aveva fatto nei quarti. E dopo, finale, si gioca. Per cui, e come aveva vinto contro la Serbia, aveva fatto quella grandissima sceneggiata, è andato via, si è messo a piangere. Scusate, ma quale modo migliore per motivare un italiano che non piangere sulle proprie sfighe? L'italiano è un popolo che è troppo melodrammatico. Cioè gli italiani sono nati per soffrire nelle opere. Cioè tutto deve essere drammatico. E lui con quelle sue sceneggiate è riuscito a fare miracoli, a motivare una squadra che sembrava completamente demotivata. E poi onestamente ha detto, io come gioca l'Italia, ripeto, sono di parte, non ho niente a dire a Pozzecco, lui fa giocare i giocatori dove vanno messi, prende quelli che secondo me che avrei preso io se fossi stato allenatore, poi li mette in campo secondo quello che secondo me vanno messi, e se poi non rendono, che colpa può avere lui? Non so, cioè, poi alle sconvenzo facciamo sempre delle grandi discussioni, perché non gioca a tessitori, perché non gioca a questo, perché non gioca a quell'altro, perché gioca senza centro. C'è un mio amico di Trieste che è fissato, che dovrebbe giocare sempre quello. Ma, cioè, capisci? Potrei finire con una battuta che mi è stata detta ieri. Ero in bar a Opicina, sono andato a prendere il pane, dopo vado in bar a bere un cappuccino, il bar della minoranza slovena, e lì incontro sempre tanta gente, cioè, chiacchieriamo perché sono tutti là. E incrocio un imprenditore triestino, imprenditore in realtà lui è di Sgonicola vicino, però sposato a Opicina, import-export, con l'Unione Sovietica, prima con la Russia, poi amico di Yeltsin e della figlia di Yeltsin, dopo di Putin, eccetera, adesso con le sanzioni, triangolazioni, sa quelle robe strane che succedono, sto qua si sta pieno di soldi, ovviamente, perché traffica con la Russia. Presidente, al suo tempo era il presidente dell'Associazione delle Società Sportive Slovene in Italia, per cui ci conosciamo da sempre. Lui è stato anche uno di quelli grazie al quale è nato lo Jadran, che poi è andato a finire anche in Serie B. E ci conosciamo da sempre. Presidente del CRAS di calcio, che un anno è stato anche in Serie D.
Lui mi raccontava che un anno al Kras è venuto ad allenare Aleinikov, mezzala russa, tramite le sue conoscenze con i russi, ex giocatore di Lecce, poi Juve addirittura, ha giocato nella Juventus. E lui gli ha chiesto, così finisco con questo aneddoto, parlando di talento e parlando appunto anche di giocatori di basket italiani, così scusate, userò una brutta parola adesso, ma va detta. Allora dice, ma sai cosa Sergio? Parlavamo appunto di queste robe dei giocatori, che talento e tutto qua. Sai cosa mi disse Aleinikov una volta? Io gli chiesi cosa pensava di quel giocatore, se fosse, secondo me, era un buon prospetto, uno che poteva fare, e mi fa, sai cosa mi ha risposto? Può essere l'ultima frase, anche se brutta, di tutta la serata? Boico, con la merda non si fanno cioccolatini. Tutto qua. Allora, insomma, decisamente, insomma, Sergio Tauciar, insomma, una panoramica e un fiume in piena, per cui, insomma, anche le domande diventano inutili, insomma, un intermezzo tra un pensiero e l'altro. Io tengo solo, ovviamente, a ringraziare tutti per l'attenzione e per la presenza. Ringrazio in primis, ovviamente, oltre a Massimo Cettorin e al Falcos Vittorio, anche e soprattutto Sergio per essere stato qui con noi. Da quello che, insomma, il mio punto di vista, il passaggio, tanti passaggi importanti, però una lezione su quello che è stato il giornalismo e su quello che dovrebbe essere il giornalismo, cioè il passaggio che hai fatto narrando le modalità informative che ci sono state e che in realtà si possono tuttora portare avanti e che però... Scusa se ti interrompo, no, si dovrebbero portare in avanti, solo che la gente in questo mondo parcellizzato non si rende conto che questo è il percorso giusto da fare. Loro pensano che premendo tanti bottoni e prendendo giù tanti fogli, quello sia l'istruzione, ma non è così. Sì, vale nello sport, vale anche nella capacità di seguire lo sport, perché seguire tramite highlight, seguire in maniera, diciamo così, come si suol dire, on demand, scegli tu un po' quello che ti pare di vedere, ma in realtà scegli quello che ti viene proposto, è sicuramente limitante. E il modo in cui conosciamo la realtà oggi è così. Lo sport, di nuovo, sarà un filone, insomma, che torna, però è un microcosmo, è una porta d'accesso a quello che sono fenomeni che riguardano tutta la società. Perché micro? Non tanto micro. Macro. Certo, anche per l'estensione. E il passaggio che hai rimarcato su, come dire, i limiti che c'erano un tempo e che quindi forzavano a comportarsi in un determinato modo, ma soprattutto ad informarsi, ad informare in un determinato modo, responsabilizzando anche il ruolo del giornalista, che era quello che faceva vedere e sceglieva di non far vedere. Oggi questo è demandato probabilmente alle leggi del mercato, è demandato alla necessità di creare pubblico, passivo evidentemente come soggetto. Però sono aspetti secondo me che non devono, voglio dire, passare inosservati fra le tante cose che hai detto, perché ritengo davvero che sia fondamentale rendersi conto della, passami il termine, del potere che voi giornalisti avete nel portare avanti queste azioni e nella responsabilità evidentemente che abbiamo non solo i giornalisti ma anche tutti i cittadini che hanno nella corretta maniera di informarsi, quale anche mezzo di crescita culturale. Sai cosa? Ti rispondo con una frase triestina.
Spetta mus che l'erba cresci. Qua purtroppo sono di un pessimismo cosmico da questo punto di vista, perché oggigiorno il giornalismo, soprattutto sportivo, è visto come, da chi lo pratica, parlando anche in televisione, come un modo per suonare il trombone. E più gridi e più strepiti e più urli, più voce hai e più potere hai. In campo sportivo in Italia, ditemi oggi un giornalista serio parlo. Cioè uno ai nostri tempi, come era Rino Tomasi per esempio, può dire quello che vuoi, ma Rino Tomasi non aveva bisogno di soldi per cui poteva essere, aveva i suoi limiti, secondo me aveva grossi limiti Rino Tomasi, però era giornalista, telecronista e soprattutto non venduto a nessuno, perché non gli occorreva vendersi. Oggigiorno, soprattutto il giornalismo sportivo viene visto come un trampolino di lancio, non verso la fama o come dire, la capacità di creare opinione, come modo di vendersi meglio al miglior offerente. Io sono qua, so suonare la gran cassa come piace a voi. Chi paga di più, suono la sua gran cassa. È un mondo mercificato, venduto. Se non a livello bassissimo, cioè fra gli amatori più grandi, fra gente che fa il giornalismo per passione, però nella vita fa altre cose. Fra i giornalisti professionisti, onestamente, i giornalisti per i quali posso, in campo sportivo, per i quali posso mettere la mano sul fuoco per dire questi non sono al soldo di nessuno, non ne vedo. Mi spiace. E io devo dire che noi come Capodistria abbiamo avuto questa straordinaria fortuna, che essendo una televisione d'oltre confine, per cui non eravamo al soldo di nessuno in Italia, che eravamo espressione della televisione dove ci pagavano in dinari, che appena andavamo all'estero o avevamo il bollettino dei ricevimenti per mangiare a sbaffo, se no facevi la fame. Non abbiamo avuto pressioni di alcun genere e abbiamo potuto essere onesti. Ed è la ragione per la quale è l'unico modo per il quale mi spiego per cui la gente guardasse Capodistria. Perché eravamo una banda di dilettanti dello sbaraglio. Io non avevo mai fatto il telecronista prima in vita mia, non ho fatto nessun tipo di scuola. Io sono stato buttato direttamente lì senza avere il minimissimo di esperienza. Eppure 3 mesi dopo ricevevo le lettere e dicevano che ero bravo. Ma come, non avevo fatto niente? Cioè, avevo cominciato, sono buttato in mare, mai fatto prima sta roba. Voglio dire, però la gente penso che abbia riconosciuto in noi di Capodistria il fatto che non eravamo al soldo di nessuno, che tutto quello che dicevamo era la cosa che pensavamo. Ora ditemi voi di che giornalista in Italia di qualsiasi sport siete sicuri di poter mettere la mano sul fuoco di tutto quello che dice e anche quello che pensa? Io di nessuno, onestamente. La telecronaca è il commento dell'immagine. Quello che il telespettatore vede, quello è telecronaca. Tu dici chi è quello, cosa fa, quanto è il distacco, se parli di ciclismo, di biathlon o quello che vuoi o fondo. Nella pallacanestro mi dici per favore chi ha fatto canestro, chi gli ha passato la palla, mi dici quant'è il punteggio, mi dici per favore cosa ha fischiato l'arbitro, mi dici se sono 2 tiri o non ci sono 2 tiri. Questo mi interessa a me come spettatore, non il numero dei calzini dell'amante del numero 17, che dimostra come loro sanno il gossip. E chi se ne frega? Se a me non interessa niente della vita privata della moglie di LeBron James, perché me la racconti?
Può essere che a me non possa fregare di meno la vita privata di un giocatore. Può essere, no? E se mi interessa, non sei tu che devi informarmi. Tu devi semplicemente spiegarmi cosa vedo. Tutto qua. Questo è il telecronista. E se non succede niente, allora interviene il commentatore tecnico e spiega. E in questo, come ho detto nell'intervista che ho fatto prima di questa serata, il commentatore tecnico riempie i vuoti. E in questo gli americani sono bravi, perché uno è il telecronista che fa il play by play e uno è il commentatore tecnico che fa esclusivamente il commentatore tecnico. Non è che il commentatore tecnico dà di gomito al telecronista e gli dice guarda che intanto ha segnato Pepi. No, lui deve star zitto e parla quando è imbeccato e quando ha finito parla quell'altro e lui non si intromette. Questo è il commento tecnico. Bene, con questa nota, diciamo così, in chiaroscuro del panorama mediatico e del giornalismo italiano, direi di chiudere, ringraziando ancora Sergio Tauziar, perché Grazie soprattutto per avere la pazienza di avermi ascoltato, perché so che quando parto sono un torrente in pieno e non riesco a fermarmi. Grazie a tutti voi per essere stati qua. Appuntamento al 30 gennaio e ci sono i libri in fondo al banchetto. Grazie e buona serata.